Ferdinand Hodler è l'altro grande maestro della pittura svizzera del primo Novecento. È un personaggio che si pone, per il suo lavoro e per i suoi caratteri, in un qualche modo sul crinale fra una stagione simbolista e una ritrovata adesione e interesse per la natura. E infatti le sue composizioni attingono al serbatoio dei simboli e delle allegorie, però guardano con la massima attenzione e assolutamente con un linguaggio moderno alla veduta, alla natura, ai monti, che sono poi il paesaggio entro cui trascorre la sua drammatica esistenza. La Ora Sacra è una delle molte versioni di un tema che poi Hodler ebbe a comporre anche in dimensioni differenti e in termini addirittura monumentali. Ma la parte finale della sua vita Hodler la dedica proprio all'autoritratto e alla trascrizione dell'immagine delle montagne e dei monti della Svizzera, adottando una tecnica sintetica di grande efficacia, pervasa e permeata dai blu profondi che caratterizzano il suo mondo e la sua scrittura.